voi bentrovati, un saluto ai presenti riuniti qui alla caserma Basso, sede del Comando Legione Carabinieri del Friuli Venezia Giulia, un saluto anche a chi ci sta seguendo su Telefriuli. Un anno fa ci trovammo proprio qui in questa sede per annunciare una iniziativa davvero molto importante per questo territorio, per le sue comunità, un riconoscimento e insieme a una valorizzazione della nostra identità. Proprio un anno fa veniva presentata infatti la prima edizione del calendario storico dell'Arma dei Carabinieri in friulano. Un vero e proprio omaggio al friulano, lingua ufficialmente riconosciuta dallo Stato italiano con la legge 482 del 99, scelta questa in piena linea, in pieno spirito dell'Arma dei Carabinieri, profondamente legata al territorio. L'anno scorso dunque la Marilenghe diventava la 10ª lingua parlata dal calendario dell'Arma dei Carabinieri, una pubblicazione sicuramente molto ambita che supera i confini nazionali raggiungendo peraltro anche i friulani all'estero, una pubblicazione con una tradizione secolare che vuole essere specchio del paese e insieme raccontare con il linguaggio particolare del calendario quello che è l'agire quotidiano dell'Arma dei Carabinieri. Un'iniziativa dunque importante che si consolida con l'edizione 2024 del calendario. Un'iniziativa che nasce grazie alla collaborazione tra il Comando Legione Carabinieri del Friuli Venezia Giulia, la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e l'Agenzia regionale per la lingua friulana. Io direi di entrare subito nel vivo. Intanto ringrazio e saluto tutte le autorità che sono presenti qui questa mattina, che testimoniano la loro vicinanza all'Arma e soprattutto a questa importante iniziativa che parla del territorio e delle sue comunità. Direi di cominciare subito ad entrare nel vivo dell'iniziativa, anche per conoscere il tema che è stato scelto per questa edizione, qualche anticipazione sul calendario che poi avremo tutti in mano. Lascio dunque la parola al generale Francesco Azzeni, comandante della Legione Carabinieri Friuli Venezia Giulia. A lei. Grazie dottoressa. È proprio così, l'anno scorso avevamo pensato di coronare un sogno, l'abbiamo fatto, poi a distanza di qualche giorno ci avevano detto che sarebbe stato unico e non ripetibile per questioni editoriali, invece siamo stati capaci di ritoccare il destino, quello che poteva essere un po' il destino già segnato di questa importante edizione, e siamo qua invece a testimoniare che il calendario storico dell'Arma dei Carabinieri edizione 2024 è stato edito anche quest'anno e credo per il tratto a venire in lingua friulana. Do anche io il benvenuto a tutte le autorità e tantissimi amici e amiche che sono venuti a condividere questo momento, consentitemi, di gioia con noi, e vi do qualche indicazione proprio sul calendario. Quest'anno è stato presentato a novembre, l'8 di novembre, dal comandante generale in forma solenne, però ecco, riprende alcuni temi a noi molto cari e in particolare vi do delle indicazioni proprio legate a quello che troverete poi all'interno. È stato disegnato dalle matite sapienti e celebri del studio design Pininfarina, che oltre ad aver fatto delle opere architettoniche eccezionali e credo le macchine più belle del mondo che girano per le strade appunto del globo, quest'anno ha dato questa loro collaborazione, ha dato all'Arma questo privilegio di raffigurarne le pagine interne. Mentre per i testi è stata richiesta la felice penna dell'editorialista Massimo Gramellini, i testi invece sono stati, in collaborazione con l'ARLE, sono stati tradotti appunto dall'agenzia. Di che cosa tratta? Il tema è i carabinieri e le comunità.
qualcosa che a noi sta particolarmente a cuore. Sapete, il Carabiniere è quella presenza costante dappertutto che troviamo sia nelle grandi città, nelle città metropolitane, ma anche nei piccoli borghi più reconditi di provincia. Quella presenza appunto costante, vicina, con tanti episodi che vengono raccontati, appunto 12 tavole che spaziano tra la storia, quindi dal referendum del 46 in cui si scelse tra la Repubblica e la monarchia, a fatti di cronaca molto più recenti. E credo, come ha già sottolineato la dottoressa, è un fatto non solo editoriale, è un fatto di cultura, di attenzione, di vicinanza a un territorio che io da sardo, l'avevo detto l'anno scorso, sono particolarmente fiero di questa cosa, perché l'identità di un popolo, l'identità di una terra, di un territorio va al di là, ecco, di quelle che possono essere poi le norme che, come ha ricordato la dottoressa Salvatori, sanciscono, ecco, queste minoranze linguistiche. Il calendario è per noi qualcosa di particolarmente iconico, sapete, viene stampato in 10 lingue, come ha ricordato, oltre quelle ufficiali, compreso l'arabo, il cinese, insomma, anche le cosiddette lingue rare, in 1.200.000 copie. Oltre 16.000 sono appunto in lingue straniere, perché è un messaggio che noi portiamo in giro per il mondo attraverso i carabinieri delle ambasciate o delle rappresentanze diplomatiche o di tante altre occasioni in cui abbiamo collaborazioni con altre forze armate e forze di polizia in giro per il mondo. Ed è anche un oggetto che è diventato nel tempo sempre più ambito. Siamo nella 91esima edizione, quindi anche qui una lunga storia, e che troviamo spesso nei luoghi di lavoro, in tanti uffici, lo vedrete tante volte appeso dietro uffici, diciamo, importanti, soprattutto le procure o di tanti altri uffici pubblici, ma anche di tante famiglie, di tante persone che sono ormai collezionisti e ambiscono ad avere questo oggetto nella loro famiglia. Io vi ringrazio perché oggi siamo felici di questo avvenimento, però non è stato semplicissimo. Ci siamo riusciti. Sono convinto che per il tratto a venire, indipendentemente da chi sarà a svolgere la mia funzione, si potrà continuare a stampare in lingua friulana e quindi è il tributo giusto, corretto nei confronti di questa terra che tutti noi amiamo indipendentemente dalla nostra provenienza e dalla nostra genia. Grazie. L'ultima cosa che vi dico è che l'anno scorso abbiamo avuto qualche difficoltà nella distribuzione perché siamo stati travolti dal successo, quindi avevamo stampato circa 2.000-2.500 copie, quest'anno siamo a 4.200, speriamo di riuscire a soddisfare maggiormente, è certo un oggetto di nicchia, questo non c'è dubbio, cercheremo di soddisfare quanto più possibile le richieste degli amici che ce lo richiederanno e con questo faccio gli auguri, approfitto anche per fare gli auguri a tutti quanti per un sereno Natale e un ottimo, felice anno 2024. L'Arma non è soggetta a quella legge che si voleva dire prima, che è la 482 del 99, e quindi ha fatto questo calendario, questo percorso in piena consapevolezza, con la volontà, già dall'anno scorso, di poter dare segni di vicinanza verso la popolazione. Una popolazione, quella friulana, che ha dato e ha ricevuto tanto nel corso dei decenni, soprattutto negli ultimi, la guerra fredda, no? la posizione chiaramente di confine, ma che può dare ancora molto in un quadro europeo e in un quadro internazionale. Di tutte le cose che si vorrebbero dire, che mi ero preparato per dire, chiaramente me ne ricorderò probabilmente la metà, ma
La cosa che mi fa molto piacere è che appunto siamo giunti, come diceva bene il comandante di legione, il generale Azzeni, alla seconda edizione, un giro di boa. La partenza è sempre qualcosa che è accompagnata dall'entusiasmo, dalla possibilità di poter realizzare per primi, ecco, qualcosa che magari non era ancora stato realizzato. Si ha questa energia, ecco, dovuta a un entusiasmo, ecco, che è un entusiasmo, diciamo, che potrebbe essere anche dimenticato dopo 365 giorni. Invece non è stato così. Il generale Azzeni, che ringrazio, si è dedicato veramente con grande determinazione a questa seconda edizione, andando per primo e con solleciti abbastanza determinati appunto a chiedere al generale comandante Luzzi di poter procedere con la seconda edizione. Comandante dell'Arma, che ringrazio perché si è fatto partecipe, molto interessato a questa seconda edizione, che vede in 12 capitoli la storia un po' di tutti noi. Sono 12 capitoli, direi anche quasi commoventi, perché riportano delle storie assolutamente vicine al nostro sentire, ma soprattutto riportano degli insegnamenti o comunque dei concetti che tutti noi ritroviamo nell'Arma, ma anche nella cittadinanza onesta. Concetti che possiamo riassumere nel dovere, nel fatto di essere presenti, dare una mano al prossimo, saper, ecco, tendere questa mano anche nei momenti di difficoltà. Tutte cose che l'Arma fa quotidianamente con grande discrezione. I ringraziamenti che posso fare sono anche rivolti all'Agenzia regionale per la lingua friulana, che ho il piacere e l'onore di presiedere, che ha potuto, ecco, fare questa traduzione molto fedele rispetto a quello che può essere, diciamo, un lavoro di traduzione che è sempre complicato. Una traduzione o è bella oppure è fedele, ma in questo caso le cose sono andate di pari passo ed abbiamo un calendario che veramente esprime quelle che sono le caratteristiche uniche del popolo friulano, la lingua friulana, che è una lingua aperta, è una lingua di confronto, è una lingua che ha delle caratteristiche appunto europee, ma che ha anche appunto queste possibilità di essere fedele a un territorio, così come lo è l'Arma dei Carabinieri. I ringraziamenti sono a tutti voi che siete presenti e soprattutto alla Regione, che ci permette di svolgere la nostra attività con serenità e con quella costruttività che sono tipiche del popolo friulano, e ringrazio il generale Federici che è qui con noi, sempre presente, sempre molto attento a tutte quelle che sono le esigenze territoriali. Ed infine, ecco, il mio pensiero va come augurio ai nostri carabinieri. I nostri carabinieri, voi carabinieri, siete parte non solo della società, ma siete lo scheletro di quello che è una società sana e che prosegue nonostante ci siano degli stimoli o comunque dei messaggi che alle volte possono essere fuorvianti o comunque possono distrarre. Voi carabinieri incarnate quello che è una frase di Niccolò Tommaseo, che fu l'estensore del dizionario in lingua italiana, che era quello che per fare bene il proprio dovere bisogna andare oltre il proprio dovere, e voi siete così, nel territorio nazionale ma soprattutto nel territorio internazionale. I nostri carabinieri sono ovunque nel mondo e facendo a voi gli auguri di buone feste rivolgo a loro, ecco, questo affettuoso saluto e augurio, proprio perché non potranno festeggiare con i loro cari questi momenti così intimi. Per loro noi ci impegniamo, noi presenti chiaramente, ma soprattutto come Agenzia regionale per la lingua friulana. Per cui rinnovo questi auguri di buon Natale, di un sereno 2024 e sicuramente rimaniamo vicini ai nostri carabinieri. Viva i carabinieri! Credo che la partecipazione così nutrita e rappresentativa testimoni anche l'importanza di questo momento, di questa collaborazione tra l'Arma dei Carabinieri e l'Arlef, che
in qualche modo lega ancora di più, se ce ne fosse bisogno, una delle realtà più importanti dal punto di vista del controllo del territorio, della nostra sicurezza, della rappresentanza delle istituzioni come l'Arma dei Carabinieri e la lingua friulana, che per noi è un caposaldo. Tra l'altro tra poco andrò a presentare il volume per il 60° anno dello Statuto del Friuli Venezia Giulia e naturalmente sappiamo tutti come la nostra autonomia trovi nelle lingue minoritarie e anche nella lingua friulana un caposaldo inestimabile e irrinunciabile. E quindi oggi vedere ancora una volta che il calendario dell'Arma dei Carabinieri tra le 10 lingue annovera anche il friulano è motivo di profondo orgoglio per chi è friulano, ma naturalmente per chi è rappresentante delle istituzioni in Friuli Venezia Giulia. Credo che si debba essere motivo di orgoglio per tutti coloro che vivono la nostra regione, amano la nostra regione e amano quella multiculturalità, quella poliedricità che caratterizza il Friuli Venezia Giulia da sempre e ha fondato appunto la sua autonomia. L'Arma dei Carabinieri credo rappresenti l'esempio di una presenza costante, capillare nei nostri territori, all'interno delle nostre comunità, come poco altro, come veramente poco altro. Ed è una presenza che in qualche modo garantisce ad ogni livello a noi che viviamo i nostri territori, la nostra quotidianità, di poterlo fare in modo tranquillo. Se il Friuli Venezia Giulia oggi è una regione in cui c'è un'alta qualità della vita, la provincia di Udine tra l'altro recentemente è stata riconosciuta come prima provincia in Italia per qualità della vita e anche questo deve essere motivo di orgoglio perché poi anche le altre province comunque hanno posizioni eccellenti, ciò dimostra che in Friuli Venezia Giulia si sta bene. Ecco, questo stare bene è determinato anche dal fatto che c'è chi oggi giorno dopo giorno si impegna all'interno dei nostri territori. E quindi l'Arma dei Carabinieri oggi svolge un ruolo fondamentale, ad altissimo livello, per le grandissime competenze e professionalità che ha e sa esprimere nel momento in cui deve svolgere compiti delicatissimi, ma anche in compiti che sono altrettanto importanti, che sono quelli quotidiani, quelli che all'interno dei nostri paesi in qualche modo significano utilizzare il buonsenso, l'equilibrio, l'intelligenza, garantire la presenza, il contatto costante, il confronto con le persone, gestendo quegli aspetti della vita quotidiana che talvolta vengono sottovalutati, ma sono molto molto delicati e importanti e richiedono di avere delle persone con cui confrontarsi che sanno sia applicare le regole, far rispettare le leggi, ma sanno poi soprattutto utilizzare la parola giusta al momento giusto e cercare di garantire quell'equilibrio, quella serenità nelle nostre comunità che è poi sinonimo di qualità della vita. Ecco, credo che questo in qualche modo vada sempre riconosciuto e vada anche sottolineato, perché non dobbiamo mai dimenticarci queste cose, talvolta le diamo forse per scontate, ma non sono scontate, sono frutto dell'impegno, della passione, dell'amore per il proprio lavoro che l'Arma dei Carabinieri e coloro che portano questa divisa hanno dentro di sé e la portano per sempre, perché poi la portano in servizio, ma molti lo fanno anche poi a titolo di volontariato dopo cessato il servizio nell'ambito delle associazioni dei Carabinieri che continuano ad essere presenti all'interno dei territori, danno una mano alle comunità nel corso delle manifestazioni, cioè è un servizio costante che credo che chi ha questa divisa generale, penso che ne possa essere assolutamente testimone, ha dentro di sé e non la molla più. È un qualcosa che ti resta dentro e diventa poi una parte della propria vita, ma anche del proprio servizio complessivo all'interno della nostra comunità. Quindi grazie veramente per questa collaborazione che sono certo andrà avanti negli anni, grazie Eros per l'impegno che porti avanti e l'Arlef porta avanti per la tutela e la promozione della lingua friulana, non furlan sin ben bisogno delle nostre lingue. Io sono venuto come di un'emissione in Australia e in Australia c'è tanti furlans che sentono il Friuli tal cuore e che sentono la nostra lingua come una roba che mangia ma continuano a portare avanti anche lontano dai nostri territori. Ecco, quindi il furlan come lingue di questo calendario è un tipo di merito di vanto per te e per tutta la nostra regione. Grazie e complimenti a tutti. Volevo un po' ricordare una cosa importante. Il 17 di dicembre, di tanti anni fa, nasceva Zamberletti.
Lo ricordo perché alle volte dimentichiamo quella che è stata l'attività e da lì è nata, dopo il terremoto, la creazione della protezione civile. Non sarebbe stato così importante la ricostruzione del Friuli se non ci fosse stato non solo le forze armate, ma quella che era la prima arma dell'esercito, che erano i carabinieri. E quindi anche in questa giornata, oggi direi che ricordiamo quegli anni, perché mi sembra doveroso, forse non lo ricordiamo, ma insomma Zambelletti è stato un friulano che insomma, in qualche modo è stato vicino a noi in momenti difficili. Lo dico perché è importante sottolineare come l'arma dei carabinieri anche in quegli anni si è distinta. E mi sono scritto alcune cose, ma semplicemente per tradizione, valore, amicizia, orgoglio, accoglienza, partecipazione, servizio, silenzio, sacrificio, fedeltà. Sono tutti, Bordin, complimenti, sono tutti aggettivi che possono essere legati all'arma dei carabinieri. L'arma dei carabinieri che in fondo ha questi valori e porta avanti questi valori. Li porta avanti perché fin dai tempi della sua creazione, oltre 200 anni fa, i carabinieri hanno fatto un'azione quasi di pedagogia istituzionale, se ci pensiamo, cioè hanno fatto crescere il nostro paese, che è diventato non solo patria, non solo nazione, ma è diventato una realtà importante nel mondo. Diciamo che il generale Federici lo sa, perché era alpino, diventato comandante dei carabinieri, negli anni in cui i carabinieri erano prima arma dell'esercito, non erano ancora forza armata. Ma perché? Riconoscere ai carabinieri quel ruolo, il fatto di essere forza armata, gli dà una dignità che è ancora più importante di quello che svolgono ogni giorno. E quindi la forza di questa realtà ci consente di poter oggi rappresentare il nostro senso di gratitudine, il mio senso di gratitudine per quegli anni che sono stato al fianco del Ministro della Difesa, del Presidente del Senato, che, piccolo episodio, quando andammo in Senato, a un certo punto la scorta del Presidente del Senato era fatta dalla polizia, senza togliere niente il merito al prefetto. Ma il Presidente volle i carabinieri per il semplice motivo che era stato per tanti anni nell'arma, diciamo, al Ministro della Difesa. E direi che oltre alle tante passioni per la storia e la politica, direi che abbiamo tutti quanti una passione per i carabinieri, un sentimento profondo, un attaccamento di grande simpatia ai carabinieri, perché sempre usi obbedire tacendo, ecco il silenzio è un'altra cosa importante, però tacendo morire non possiamo dimenticare l'episodio di Fiesole di tanti anni fa quando alcuni carabinieri, 3 ragazzi giovanissimi, si immolarono per evitare che ci fosse una strage dei civili. E direi che la Benemerita si vede oggi riconoscere in qualche maniera dai governanti, dalla gente in generale, le doti per la piena affidabilità, il grande coraggio, il forte equilibrio e il senso di solidarietà. I carabinieri che sanno esprimere con spirito di servizio, senza enfasi in ogni circostanza, nella salvaguardia delle istituzioni e dei cittadini, quello stile di vita sobrio, generoso, nel quale, come impone la scelta del giuramento, il bene altrui è sempre al di sopra di ogni interesse personale. Altro piccolo dettaglio, questa Marilenghe, che diceva adesso la nostra Salvatori, è in qualche modo consegnata alla Costituzione nei principi fondamentali. L'articolo 6 parla chiaramente che le minoranze, la Repubblica tutela con apposite norme le minoranze linguistiche e quindi anche in questo caso, nei 75 anni che noi oggi ricordiamo la Costituzione, è importante dire la Marilenghe è in qualche modo riconosciuta. Per me oggi è particolarmente un motivo di orgoglio essere qui presente perché si celebrano 2 principi che conservo particolarmente gelosamente nel cuore e che sono i valori che testimonia da sempre l'Arma dei Carabinieri, avendo avuto il privilegio di servire la patria qualche anno fa come ufficiale dell'Arma dei Carabinieri, e l'altro è il Friuli. Il Friuli infatti è un principio e come tutti i principi unisce e non divide, non invecchia e non muore. E oggi questi 2 principi si uniscono in un'opera che sappiamo il calendario dei Carabinieri è di per sé un oggetto di culto e lo diventa a maggior ragione in friulano. So che la prima edizione, oltre ad essere
si è esaurita in brevissimo tempo, è divenuta in effetti quasi una reliquia, insomma, ricercata dai collezionisti, e lo sarà naturalmente anche questa ulteriore edizione. E poi quanto è stato detto prima corrisponde indubbiamente a verità, perché in questi decenni, in questo secolo abbondante da che il Friuli nel 1866 in parte e dopo la Prima Guerra Mondiale la rimanente parte finalmente è tornato all'Italia, l'Arma dei Carabinieri in questi decenni ha svolto un ruolo di pedagogia istituzionale, termine assolutamente appropriato. E d'altra parte noi qui il Friuli per decenni è stato per l'Italia lassù nel semisconosciuto nord-est. Qualcuno lo conosceva per avervi fatto il servizio militare, altri non capivano esattamente dove si trovasse questo Friuli, se vicino all'Austria, già in Austria o dove esattamente. Ecco, il Friuli per decenni per l'Italia è stato nel semisconosciuto nord-est il presidio armato del confine orientale, e l'Arma dei Carabinieri per tutto questo tempo ha svolto questo ruolo di pedagogia istituzionale, consentendo a queste popolazioni di avere un punto di riferimento. L'Arma dei Carabinieri è tra le più amate istituzioni anche qui in Friuli, e però ora le prospettive sono cambiate e noi non siamo più solo il confine orientale, ma anzi siamo diventati improvvisamente, senza spostarci, il centro dell'Europa. Siamo un cuore che pulsa nel centro di una nuova Europa, e quindi le prospettive sono completamente cambiate, e anche il connubio tra friulano e Friuli e Arma dei Carabinieri saranno un'opportunità importante per sfruttare queste nuove prospettive che il nuovo concetto di confine si presta a offrirci. Confine non è più solo fine di qualcosa, ma sarà inizio di nuove relazioni con un mondo con il quale Roma forse ha più difficoltà di noi a relazionarci, e noi siamo a disposizione per fornire questa conoscenza che secoli di relazioni, di compresenza di identità differenti ci ha consentito di avere nella nostra indole. Quindi insomma oggi è per me una giornata di particolare orgoglio e particolarmente bella, ma credo lo sia per tutta la nostra regione e anche per l'Italia, perché appunto dalla riscoperta delle identità locali può determinarsi una nuova opportunità per tutti, e quindi in questa bella giornata credo sia bello concludere dicendo sì, viva l'Arma dei Carabinieri, viva il Friuli e viva anche l'Italia. Per me oggi era molto importante essere qui, ci sono stata l'anno scorso, ho avuto la possibilità di condividere già la presentazione e il calendario con voi, ma di portarlo negli uffici del Senato e condividerlo con gli altri senatori provenienti dal resto delle parti d'Italia, e dimostrare quanto è bella la mia terra, quanto è bello il nostro Friuli, quanto è bella la nostra lingua e quanto le tradizioni siano essenziali ed importanti per tutti. Però quello che insomma contraddistingue un po' questo governo è la volontà di fare e del dire quello che si fa. Quindi questa era un'occasione anche importante per condividere con voi quello che è stata l'opera del governo Meloni in questo anno, a favore di chi porta una divisa, di chi vuole sostenere realisticamente i ragazzi che stanno sulla strada, indipendentemente un po' dalla divisa che portano, ma che insieme servono allo Stato.
in queste ore è stata licenziata dalla Commissione Bilancio, la finanziaria che vede riconosciuti anche il nuovo sistema pensionistico, gli adeguamenti e tutte quelle cose che erano dovute e aspettate da tanti anni per i nostri ragazzi che ci difendono e che abbiamo mandato, e che ringrazio in questo frangente, mandato al confine, come diceva giustamente il vicepresidente prima, a presidiare la rotta balcanica e che passano le loro serate, passeranno questo Natale al confine a Vencò, a Gorizia, nelle valli del Natisone, a Trieste, al quale dobbiamo grazie e un applauso va a loro che in questi giorni sono lì, all'Arma dei Carabinieri, ai nostri ragazzi che hanno fidanzate, figlie, mogli, famiglia, casa magari a 1000 chilometri di distanza, ma sono qui a difendere il nostro territorio, la nostra patria, la nostra Italia, la nostra nazione. Quindi grazie a loro. Il prossimo è un anno che ci vedrà, che sarà dedicato alle radici, al ritorno delle radici, declinato anche al turismo delle radici. E chi meglio dei friulani nel mondo, dell'Associazione Friulana, rispecchia questa cosa. Il fatto di riportarci e ricordarci da dove veniamo. Questo per me è stato il primo anno al Senato, ma un anno che ha cercato di riprendere quello che è l'attività, ricordandosi da dove vieni, ricordandosi le radici, ricordando quella che è l'esperienza e l'insegnamento che ti danno associazioni come le nostre, l'Arma dei Carabinieri, del quale io vi ricordo, l'ho detto già l'anno scorso, ma avendo avuto un nonno che partiva da carabiniere reale, da Kel di Nimis, cioè mi sento particolarmente affezionata a questa giornata e a questo calendario. Quindi insomma imparare da voi, e questo ho cercato di metterlo all'interno di un disegno di legge che vede la nostra terra, il nostro Friuli, la Re di Puglia, il paese dove io vivo, il Sacrario dell'Invita Terza Armata, come un centro studi per la ricerca di quello che è la storia dei nostri ragazzi che hanno combattuto durante la Grande Guerra. Un luogo dove si riesca finalmente a cercare le radici, i fogli matricolari, la storia di chi è morto durante la Grande Guerra, ma soprattutto di chi è sopravvissuto e ha perso un po' quella che è, diciamo, nella tradizione orale del dirlo dal nonno al padre, al figlio, al bisnonno, si è persa un po' la tradizione. Quindi lo discuteremo, è calendarizzato presso la Commissione Cultura del Senato, però era un momento in cui voleva radunare gli archivi dell'esercito, di onor caduti, che è retta con orgoglio anche quella da un generale dei Carabinieri, e riunire quello che sono un po' tutte le nostre storie, le nostre radici, le nostre tradizioni, fatte nelle associazioni, fatte nelle famiglie, e far ricordare ai nostri figli e far sapere e conoscere ai nostri figli quella che è il caposaldo dell'Italia, cioè la famiglia, la forza di queste donne e di questi uomini che per la patria ancora oggi si dedicano e dedicano la loro vita. Abbiamo sentito parole importanti quest'oggi, mi pare evidente la vicinanza all'Arma dei Carabinieri, quindi insomma questo è un messaggio forte che arriva dal territorio in tutte le sue rappresentanze. Poi insomma il calendario, abbiamo detto, un oggetto iconico, lo troviamo negli uffici, ma lo troviamo anche in luoghi di incontri tra chi insomma ci tiene ad averlo. Abbiamo scoperto che è andato a ruba il primo, c'era il dubbio che potesse essere l'unico in friulano, abbiamo visto che così non è, copie doppie per questa seconda edizione, insomma è un bel modo per festeggiare il Natale, soprattutto lo è, ecco, rendersi conto come per la valorizzazione di questo territorio, delle sue comunità e della sua lingua che così importante è per l'identità.
ci sia una rete, ci sia insomma un intero sistema che si mette a disposizione, perché giustamente si diceva le leggi sono importantissime e poi l'impegno quotidiano ma anche un po' di creatività e un po' di coraggio possono veramente fare la differenza. Chiedo a voi che siete in qualche maniera gli ospiti, padroni di casa, se volete chiudere, se volete aggiungere qualcosa in conclusione. Sì, dico, leggetevelo, sono delle interessanti storie, brevi, romanzate. Vi dico cosa ha scritto il nostro comandante generale quando alla presentazione, dice proprio sono così, queste storie sono così edificanti che sembrano inventate e invece sono episodi reali, sottolineando proprio come i carabinieri sono sempre presenti, attori protagonisti dei soccorsi dopo la calamità, della speranza dopo lo sconforto, dell'ordine dopo il caos, della giustizia dopo un torto. Ed è un po' questo il nostro senso del dovere, lo spirito che anima il nostro servizio da 210 anni, che tutti noi in servizio abbiamo l'obbligo morale, non solo il dovere giuridico, ma l'obbligo morale di continuare a portare avanti per fare in modo che i nostri valori, i valori della nazione, ma i nostri valori siano perpetuati per altri centinaia di anni. E quindi ringrazio ancora tutti quanti per essere stati presenti e averci dedicato del vostro prezioso tempo, soprattutto in questi giorni in cui tutti si corre, e quindi apprezzato ancora di più. E vi dico arrivederci, spero, per il prossimo anno, ma comunque il calendario dell'Arma in Friulano ci sarà, indipendentemente dai presenti. Grazie e tanti auguri a tutti. Grazie. Chiudere dopo il generale diventa difficile, però in realtà ci sono dei concetti che sono stati espressi all'interno dei capitoli di questo calendario che ci hanno colpito più di altri, o perlomeno ho visto l'interesse sia dell'agenzia ma credo anche di molti dei presenti. Ci sono 3 mesi che hanno focalizzato l'attenzione di quello che può essere la sentimentalità friulana, e voglio ricordarli cercando anche di essere breve, e conto un po' di Furlan chiaramente, come l'ha fatta anche il nostro Presidente dal Consiglio. Il mese di marzo, il ben al clame ben, il bene chiama bene, e in effetti questa è la filosofia, credo, anche dell'Arma, che è quello del dare l'esempio, e quindi un esempio, come è stato ricordato anche prima, è un esempio che viene ripreso e amplificato dalla popolazione, ma anche da associazioni. Ricordo l'Associazione Nazionale Carabinieri, che qui è stata ricordata anche prima, ed è un veicolo fondamentale per la distribuzione di questi calendari. Ce ne hanno chiesti molti dell'anno scorso, purtroppo l'anno scorso le dinamiche hanno fatto sì che le cose andassero in un certo modo rispetto a quest'anno. Quest'anno è entrato nel circuito ufficiale dei calendari e quindi si è avviato questo percorso veramente prestigioso. Ma proseguo con i mesi. Il mese di aprile, avril, la parola dov'è, dovere, no? E quindi è una cosa che noi friulani chiaramente, ma anche il popolo sardo, il popolo italiano, no? Sente con particolare importanza. Quindi è una parola che trova asilo, ma trova anche capacità di essere espressa in tutte quelle che possono essere le azioni non solo regionali, ma chiaramente, si ricordava prima, anche internazionali. E infine ricordo ottobre, ottobre, no? I carabinieri sono sempre in là che a Coventin, ed è vero, i carabinieri ci sono sempre. C'era anche il motto che contraddistingueva credo una campagna informativa dell'anno scorso, ma non so se ancora in uso, che diceva possiamo aiutarvi.
ed era questa una cosa che ha colpito e continua a colpire, ecco, la sensibilità della nostra popolazione, della nostra comunità, perché c'è una voce che può ascoltare, una voce che può anche risolvere tanti di quei problemi che chiaramente trovano nell'ambito civile forse delle vie o comunque dei percorsi, ecco, un po' più complicati rispetto a chi purtroppo anche per esperienza li ha vissuti, ha potuto insomma trovare, ecco, quelle possibilità di risoluzione che sono a beneficio di tutta la nostra popolazione. Ieri ritorni a dire con Mandi, con Mandi che è proprio un dai salus, ecco, poi dopras, dai furlangs, Mandi che vuol dire sostanzialmente mi raccomandi, comportinsi bene per chi sta in ven, io sono sicuro che non saranno problemi, ma io sono sicuro altrettanto che varin questa grande amicizia, questa grande collaborazione con li fuarcis dall'ordine. E voglio ricordare che chi sta, ecco, per il 75esimo anniversario della Costituzione italiana, e viene anche fatta una Costituzione che è stata distribuita in tutti i comuni furlanofons dal Friuli, proprio grazie anche alla collaborazione che abbiamo avuto con la prefettura, e che continua ad avere un gran successo e una grande sensibilità. Una Costituzione che acchiatta appunto la lingua italiana e la lingua furlana insieme e che può avere un valore didattico non solo da un punto di vista linguistico, ma soprattutto, ecco, perché riguarda le buone norme di vita. Vivim bene, Takisho 2024, mandi a tutti e auguri saguatris e ai vostri schiars. Grazie davvero, siamo arrivati alla fine di questo incontro, insomma gli auguri sono stati fatti dai vari relatori, a questi aggiungo anche i miei auguri di buone feste, ma insomma visto che presentiamo un calendario, auguri per un buon 2024, sfogliate il calendario che presto avete tra le mani, lasciatevi ispirare dalle storie che vengono raccontate, poi a ognuno di noi resta l'impegno che è quello di riempire di contenuti ciascuno dei prossimi 12 mesi. Grazie a voi, grazie anche per la vostra presenza e la vostra vicinanza. Arrivederci.